La nuova idea di Maurizio Sarri per la sua Juventus è quella di schierare Douglas Costa sulla tre quarti. Il tecnico bianconero ha scelto il 4-3-1-2 come modulo base e nel ruolo di trequartista ha già testato Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey, Rodrigo Bentancur e anche Paulo Dybala. Ora è il momento del brasiliano, che nel finale di gara contro il Genoa ha fatto da rimorchio a Cristiano Ronaldo e Dybala. L'esperimento sarà probabilmente riprovato nelle prossime sfide con Lokomotiv Mosca e Milan. Sarri se la vede per Douglas e non vuole rinunciare alla sua classe. Novità riguardo i cori razzisti contro Mario Balotelli. Dopo il commento del capo ultras veronese e la risposta del giocatore, ora è sorta una nuova versione dei fatti. Alcune fonti della procura FIGC, infatti, hanno riferito al giudice sportivo incaricato di deliberare sull'episodio la percezione avuta delle contestazioni discriminatorie nei confronti dell'attaccante delle rondinelle. Secondo le nuove testimonianze, erano in 20 a fare bu e ululati razzisti. Il resto della curva veronese applaudiva Balotelli. Opzione Arsenal per José Mourinho. A lanciare l'indiscrezione sullo Special One il media spagnolo Don Balón, che sottolinea come il tecnico portoghese sarebbe l'indiziato numero 1 per prendere il posto di Unai Emery, ai ferri corti con i vertici societari dei Gunners e con alcuni giocatori. L'Arsenal attualmente occupa la quinta posizione in classifica in Premier, mentre in Europa League il cammino è positivo con 3 vittorie su 3 partite. Tuttavia, proprio l'avvio al di sotto delle aspettative in campionato dopo un mercato importante stanno portando alla riflessione sulla panchina, ed ecco che Mourinho, a un anno di distanza dall'addio al Manchester United, comincia a prendere forma come idea su un eventuale cambio in corsa alla guida dell'Arsenal. In Formula 1 rimarrà a sventolare il tricolore italiano, non soltanto nei box con la scuderia Ferrari o Alfa Romeo, ma anche fra i piloti. Proprio l'Alfa Romeo ha infatti comunicato il rinnovo di contratto con Antonio Giovinazzi per correre nel Circus anche durante la prossima stagione. Sono molto felice di restare con la squadra anche per il 2020, ha spiegato il pilota. Sono grato per l'incredibile livello di supporto che ho ricevuto nella mia prima stagione completa in Formula 1. Tutti i membri del team sono rimasti al mio fianco da quando mi sono unito a loro e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme. Non sarò più un novellino aggiunto, quindi non ci saranno scuse per me. Voglio essere competitivo fin dall'inizio.